dovremmo avere il coraggio di prendere iniziative importanti sui fiumi veneti più importanti, che sono in condizioni estremamente pericolose dal mio punto di vista. Bisognerebbe intervenire con opere importanti e significative. Si parlava di invasi da realizzare nel medio corso del fiume, ma diciamo che non si è fatto molto. Potrebbe servire anche al Brenta l'idrovia, come l'idrovia può servire al Bacchiglione evidentemente, soprattutto al Bacchiglione a Valle di Padova. Però così si discute, no? Si discute, e poi anche se nel caso dell'idrovia è stato redatto un progetto di massima, no? Bisognerebbe andare decisamente fino in fondo se ci si crede, e se non ci si crede bisogna proporre soluzioni alternative. Non dobbiamo confidare sempre nel Padre Eterno. È vero che qua a Padova c'è un grande santo, ma insomma, se magari in autunno è un po' occupato, potrebbe anche essere che non ci vada sempre bene. Ho dimostrati in questi 50 anni in cui non abbiamo fatto niente, perché diciamo che fino al 2010 il problema della sicurezza idraulica era il grande negletto della società veneta. Poi il 2010 ha dato un segnale e credo che il presidente attuale della regione debba essere, se non altro, ricordato per aver rotto un atteggiamento nei confronti delle questioni della difesa idraulica che prima era assolutamente problema dimenticato e non considerato.